Al via da domani 9 settembre, il nuovo anno scolastico 2015-2016 in provincia di Agrigento. La prima campanella suonerà per gli 83 istituti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado della nostra provincia. La flessibilità del giorno di inizio, dettata dall'autonomia scolastica, si concluderà il 14 settembre, come ha previsto l'assessore regionale all'istruzione Mariella Lobello, per le scuole di ogni ordine e grado. Il primo giorno di scuola in molti istituti sarà dedicato all'accoglienza dei nuovi iscritti, come in programma domani al Liceo Politi di Agrigento, al Liceo Classico Empedocle ed all'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Ambrosini di Favara, a cui seguirà giovedì l'apertura dei cancelli per tutti gli studenti. E sempre giovedì il Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento, oltre alla cerimonia di accoglienza per i neoalunni, ha programmato la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti che hanno superato la maturità 2015 con il massimo dei voti. Il termine del percorso scolastico è fissato per tutte le scuole il 9 giugno 2016. Il calendario delle attività scolastiche sarà interrotto dalle vacanze natalizie, 16 giorni, per un periodo che va dal 22 dicembre al 6 gennaio e da quelle pasquali, previsti 6 giorni, che andranno dal 24 al 29 marzo. Altra sospensione si avrà il 15 maggio con la festa dell'autonomia siciliana, a cui si aggiungono il 25 febbraio, festa del patrono San Gerlando, e le feste nazionali di tutti i santi, l'8 dicembre dell'Immacolata, il 25 aprile della Liberazione, il 1 maggio festa del lavoro e della Repubblica il 2 giugno. Un inizio di scuola all'insegna delle temperature afose che poco concilierà con il desiderio degli studenti di permanere in classe con grande interesse. A tutti buon lavoro. Errori ed ombre nelle assegnazioni delle sedie ai precari della scuola siciliana. Ne avevamo parlato qualche giorno addietro, ma torniamo a farlo e questa volta con un pizzico di rammarico. La FIL CGIL Sicilia potrebbe chiedere l'annullamento dell'intera fase B in Sicilia. Lo scorso 2 settembre, infatti, il Ministero dell'Istruzione ha assegnato circa 3.000 incarichi, quasi tutti al nord, ai precari della scuola della nostra regione, che dovranno accettare o rinunciare entro l'11 settembre prossimo. Ma contrariamente al passato, la nomina è stata effettuata sulla base di un algoritmo praticamente ignoto. In una nota, il segretario generale della CGIL siciliana avanza l'ipotesi di decine e decine di errori nelle nomine e preannuncia: chiederemo conto all'ufficio scolastico regionale e al Ministero di nomine e criteri, e se gli errori saranno riscontrati chiederemo l'annullamento di tutte le nomine. Da giorni i sindacati attendono che vengano pubblicati i nominativi degli assunti e le relative graduatorie, ma finora non hanno avuto risposte. Una situazione anomala che desta un po' di sgomento oltre che di preoccupazione. Potrebbe trattarsi di un vero e proprio scandalo nazionale di estrema gravità e condizione inaccettabile che getta un'ombra sulla correttezza e sull'oggettività delle operazioni.